Bassano-Zingaropoli. La polemica si infiamma. A ravvivarla ci ha pensato Luigi Tasca, segretario bassanese del PD. Un post con tanto di like e benedizione dell'assessore Giovanni Cunico. Allegando l'uscita di Finco, il giovane esponente Dem scrive: il capogruppo della Lega Nord in Regione Veneto è un boaro. In Veneto si definisce così chi usa espressioni volgari e a sproposito. Tasca rincara la dose. È un boaro e non vive a Bassano, la sua città. Se lo facesse, si sarebbe reso conto che i ragazzi nella foto hanno movimentato le transenne servite a garantire la sicurezza dei runner della mezza maratona del Brenta. Se guardasse meno il PC e lavorasse un po' di più, farebbe del bene a se stesso e alla comunità che gli paga lo stipendio. A stretto giro di posta è arrivata la replica del diretto interessato che precisa: è Tasca a non conoscere la realtà, o peggio, la mistifica. E offendendo la mia persona ho offeso le moltissime persone che in queste settimane, in questi mesi mi hanno segnalato moltissime situazioni di degrado presenti in periferia ma anche in centro storico. Se lanciare dei messaggi perché chi ha dei doveri, in particolar modo gli amministratori pubblici, intervengano in maniera seria sul territorio vuol dire essere dei boari di poco di buono, ne prendo atto. Sta di fatto che questo atteggiamento dimostra la pochezza delle persone che amministrano oggi Bassano. Finco dice che quella di Tasca è la posizione tipica dei buonisti ben pensanti, con il feticcio dell'accoglienza. Le cose, conclude l'esponente del Carroccio, stanno diversamente, purtroppo per i bassanesi. La gente ha paura di uscire di casa, la gente ha paura di mandare i propri figli a scuola e bastava guardare il servizio di ieri sera per capire qual è la situazione e qual è lo stato d'animo dei bassanesi. Tasca faccia pure quello che pensa, continui pure a scrivere contro il sottoscritto, fra 2 anni ci saranno le elezioni comunali e vedremo quale sarà il risultato.